Ciao, io sono Nicola Bindoni, ho 26 anni e sono il volontario del servizio civile presso ENAI. Sono Mattia Buggio e sono assessore qui a Piave di Sacco e poi ormai da un paio di anni sono sempre stato attivo a livello delle comunità del mio territorio. Per quanto riguarda, sono ancora all'università perché sono verso la conclusione della magistrale, però anche l'università come anche in comune, come consigliere, la volontà è sempre quella, la volontà è quella di aiutare, di esserci per gli altri. Sono Gioia Cavallari, sono consigliere comunale e studio psicologia a Padova. Per me essere cittadino attivo penso che significhi impegnarsi, nel senso che io un po' appunto da tanti anni nei vari contesti dove ho vissuto, penso in particolare da quando ho iniziato a scuola e poi magari anche in ambito associazionistico o in altre realtà del territorio, dove ho visto che c'era il bisogno, mi sono messo a disposizione. Mi ha spinto ad attivarmi la voglia di sfidarmi, di uscire dalla mia zona di comfort, di capire quale fosse il mio posto all'interno della comunità. Beh, comunità è qualcosa che è qualcuno che ti educa, perché siamo fortunati che nel nostro paese non è solo la famiglia che ti educa, ma arriva anche dalla comunità un bel percorso di crescita e di maturità personale. È importante perché è un luogo in cui possono sicuramente venirsi a creare dei legami importanti o all'interno del quale comunque c'è modo e si dà modo di lasciare delle tracce più o meno visibili, ma che sicuramente possono contribuire all'esperienza dell'altro, ma anche e soprattutto di se stessi. Prima di iniziare avevo tanta incertezza, tanta paura anche di timore di essere giudicata anche per la mia età, perché ho 21 anni, ma quando tu hai iniziato ne avevo 20. La paura di non riuscire, perché giustamente l'incertezza nessuno nasce imparato. E la paura magari di cercare di dedicarci molto e non venire neanche capiti magari dall'altra parte per decisioni o comunque per la volontà di cambiare le cose, ecco, quella lì era una grande paura. E l'invito che do ai ragazzi e ai miei coetanei è quello di iniziare anche se si hanno paure o incertezze, però l'importante appunto è iniziare. Mi viene da dire che se ci si accorge che si può fare del bene, perché non farlo? E questo parte a tutti i livelli, a volte anche magari con dei ragazzi, ragazzini, ma anche sempre pensando all'esperienza. Io penso che la differenza la si possa già fare dalle elementari, dalle medie. E quindi ai giovani dico: cogliete questi momenti perché davvero non tornano, primo, e secondo, segnano per tutta la vita.